E bella a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, sono Happy Today e oggi siamo qui con un fantastico nuovo video. Oggi vi racconterò com'è andato il 10° Grand Prix di Vicenza, organizzato dagli amici del kart Triveneto. E via con la intro. Ed eccoci qua che dopo le qualifiche mi sono posizionato 12°. Qui erano un po' tutti, diciamo, non felici delle qualifiche, però vediamo come andrà la corsa. E si parte. Ovviamente qua tutti che si tamponano, ma penso che sia normale. Ok ragazzi, qualcuno mi ha girato. Non so chi sia stato, però una cosa è certa, mi ha rovinato la gara. Quindi ora che succede? Ora ero veramente, cioè il mio stato d'animo, ero veramente demotivato proprio, avevo perso proprio le speranze, però ho detto cazzo, cerco comunque di dare il meglio in questi ultimi giri, no? Qui veramente il disagio proprio si fa sentire, però non si molla fino alla fine. Il mio obiettivo in questo momento era quello di recuperare gli altri e superare almeno quelli che erano più lenti di me, però ovviamente mi ci volevano qualche giro, insomma. It's all about humanity. It's all about humanity.
about humanity. It's all about humanity. Come potete vedere qua cerco disperatamente di superare questi qui, però non è semplice, perché dovete immaginare che in quel momento la mia testa era tipo un boom di emozioni proprio e tanto disagio sicuramente. Ero lì proprio con la voglia di dare il meglio in ogni giro. Ecco, io credo che questo ragazzo davanti a me sentisse sicuramente tantissima pressione, perché praticamente ero dietro di lui e quindi sentiva la pressione, quindi iniziava piano piano a sbagliare. Però più avanti succederà una cosa che mi dispiacerà un casino, anzi mi dispiace ancora adesso, però lasciamo correre il video. Ecco qua ragazzi, allora sicuramente non è sportivo, non è sportivo questa cosa che ho fatto, sembra di no, ma non l'ho fatto apposta, sembra di no, ma vi garantisco che non l'ho fatto intenzionalmente. Chiedo scusa al ragazzo e spero stia bene. The sun to dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Qui ormai era una battaglia contro il tempo, mancavano pochi minuti e ormai sì, la gara diciamo che stava per finire, quindi non ho mollato e ho dato il massimo fino alla fine.
Ecco, qui c'era qualcuno più veloce di me, quindi l'ho lasciato andare. Ecco, infatti mi ha ringraziato con questo bellissimo del pugno. E questo penso sia abbastanza sportivo. Sì, non volevo rovinargli il tempo. Lui sicuramente, non mi ricordo adesso in che posizione si è piazzato, però sicuramente avrà fatto una buona gara rispetto a me. Ecco, qui in questo preciso momento stavo pensando di superare anche l'ultimo, quello davanti a me, però ormai praticamente la gara era già finita, quindi se avrei voluto superarlo ci sarebbero voluti sicuramente 3-4 giri in più, molto probabilmente. E infatti no. Ah sì, questo mi ha fatto passare, ma perché aveva visto credo la bandiera blu, ma che non era per me in realtà, era per questo qui. Adesso non mi ricordo se anche quello di prima mi risupera, non mi ricordo più, però adesso vedremo. Ah no, questo era un altro. Ma questi erano tutti quelli che praticamente erano in cima alla classifica che mi superavano, quindi non c'era nulla da fare. Qua c'è la bandiera a scacchi, la gara è finita. Ero veramente, vi dico la verità, ero veramente incazzato. Perché sì, qualcuno mi aveva rovinato la gara. E quindi niente. Ci sono stati dei miglioramenti rispetto all'ultima volta su questa pista, anche perché è la seconda volta che corro su questa pista. Però l'ultima volta il best lap avevo chiuso con 55,8, mentre stavolta ho chiuso con 52,3, se non sbaglio. Quindi devo dire che c'è un bel miglioramento di 2 secondi e mezzo. E io credo, anche se sono arrivato 13esimo, quindi una piccola rimonta da 18esimo a 13esimo, io penso che sia andata molto bene. Credo che credo che stia facendo dei grandi miglioramenti, anche perché è la terza o quarta volta che corro proprio in assoluto, e io non so. Qui erano veramente tutti stanchi morti, erano chi incazzato, chi
Chi non vedeva l'ora di raccontare come fosse andata la sua gara, eccetera. Allora, qua finisce il video. E allora, la mia gara, ovviamente penso che non sia andata chissà cosa, però dai, almeno da 18esimo a 13esimo, una piccola rimonta, ho dato il meglio in ogni giro, ero lì con proprio tutta la grinta di fare la rimonta proprio, di recuperare. Che dire, adesso il 14 dicembre ci sarà il prossimo campionato al B-Karting e infatti mi allenerò molto e noi ci becchiamo al prossimo video.